Bentornati e bentrovati a tutti a Storie, il programma che tutti i giorni cerca di raccontarvi un pochettino della storia dell'Occidente per provare a raccontare un po' la nostra storia come singoli e come comunità. Sicuramente il poeta che stiamo affrontando in queste puntate, Teonide, è un poeta che si presta moltissimo a questo genere di riflessione. Infatti egli all'interno della grande elegia, l'elegia del mondo greco, che ha avuto dei protagonisti incredibili, da Callino a Tirteo, a Solone, a Mimnermo. Ecco, Teonide si inserisce in questa tradizione con una novità interessantissima, la paura della novità. Teonide è colui che ha paura delle cose che cambiano, Teonide è colui che ha paura del tempo che passa, Teonide è colui che ha paura di quello che si va via via affermando. Si dice che è un misoneista, cioè qualcuno che ha paura del nuovo. E questa paura del nuovo per lui significa rinchiudersi in un fortino, per cui nelle sue elegie a Cirno, queste elegie che lui scrive per Cirno, egli continua a sottolineare in maniera forte la necessità che gli aristocratici si rinchiudano per far fronte comune contro l'avanzata delle novità. Teonide è un uomo che è fuori dalla storia, che cerca di fermare la storia, che cerca in qualche modo di rinchiudersi e di non fare quel passaggio di maturità che era stato proprio di Solone, che cercava nella giustizia collettiva un senso di etica comune da costruire insieme. Teonide fa qualcosa di invece rivoluzionario, di nuovo, cerca di fuggire dalla novità, da fuggire dalla storia, pensando che fuggendo dalla storia e rinchiudendosi in un fortino la storia non cambi. È qualcosa che si ripete nella storia, ci sono sempre in ogni epoca storica delle persone che si rinchiudono in un fortino sperando che chi richiudersi in quella fortino la storia li lasci stare, passi da un'altra parte, passi oltre. Non accade così, non accadrà neanche a Teonide, non accadrà neanche al mondo greco. Infatti la sua poesia sarà prevalentemente superata da quella di un altro grande poeta, un poeta che vedremo domani sera e che rappresenta la sintesi e la conclusione di tutto il processo dell'elegia greca. Lo raccontiamo qui, lo raccontiamo a Storie.